ancora qui? Dai che subito parte l'ultima barca da trasporto. Carichiamo subito le ultime cose qua e poi le diamo un passaggio in città se vuole. Andatevene! Finché io sarò qui e avrò vita, mai un francese metterà piede a Venezia. Sì, guardi che sono gli americani che comunque qua hanno preso tutto. Sì, non che i francesi mi siano simpatici. Sempre per quella storia del bidet. Sicuro che non vuole un passaggio? Stanotte non siamo sicuri neanche nel nostro letto. Ah sì, l'abbiamo già portato via insieme alle mensole del cesso. Tutto a mestre, non si preoccupi. Il mio cuore è Venezia. Non mi spaventano le bocche da fuoco che puntano la città da Marghera. Ma se il petrolchimico l'hanno chiuso nel 2020, le torce fanno paura solo ai bambini. Se lo ricorda l'ultimo sindaco, quello che c'aveva il padre poeta operaio a Marghera. Finito male anche quello, Silenzio! Siete forse amico dei francesi? Se l'ho detto che sono di Udine, ero qua a Venezia perché facevo l'attore. Sa, una volta volevamo salvarla, ma... Sì, vabbè, ma quando si è giovani. Chi ha fatto dose un furlan? La Repubblica s'è morta. E in effetti non la legge più nessuno. Comunque, se posso dire una cosa, sono i giornali che sono superati. Però adesso basta, Su, si alzi e andiamo via. Che sono 3 giorni che posticipa, che poi se la prendono con me. Gli hanno dato anche un bellissimo bilocale in Corso del Popolo. E poi dai, non faccia così. Che c'ha tutti i suoi 2 amici che l'aspettano, che le hanno fatto una torta a forma di parcheggio del Despar. Consegnatela ai valorosi soldati schiavoni, in virtù dei secolari legami di fedeltà che uniscono la Dalmazia alla Repubblica Veneta. Su, metta via, guardi che paga tutto il comune di Mestre, Ah, senta, piuttosto, quella bandiera col leone, il libro, cosa faccio? La rotolo, la porto via? In quest'ultimo momento che lacera il nostro cuore, in quest'ultimo sfogo d'amore al Veneto serenissimo dominio, il gonfalone della Serenissima Repubblica ci sia di conforto. E poi sicuramente ci hanno pisciato sopra i gatti, così, a occhio e croce. Comunque è pieno di quella roba lì in via Piave, stia tranquillo. Sfidare noi, gli eroi di Lepanto. No, di Lepanto non so, ma dell'Enel di sicuro. Sono 3 giorni che le hanno staccato la luce e lei sta qua con questa candelina. Fuc. E via. Non avrebbe mai abbandonato la città in mano agli invasori, il capitano Venier. Mara. Giuro sulla pelle di Marcantonio Bragadin che resisteremo a costo di veder Venezia inghiottita dai flutti. A me non dispiace così allagata. Ricorda l'assedio di Cipro. Volpe la vesti, leonessa la perdi, e mestamente ruggendo il volo piegherai su Candia. Al Candiani c'è un'installazione bellissima, hanno preso tutti gli ultimi pezzi del Mose, ci hanno fatto una roba. Comunque lei, sì, lei è veneziano, l'ultimo, ma c'è ancora il 7% di sconto, Le nostre sostanze, il nostro cuore, le nostre vite sono sempre state per te, o San Marco. E sempre con te sul mare siamo stati illustri e vittoriosi. Nessuno con te ci ha mai visti scappare. Scappare sì, che qua domani inizia il cantiere della Disney. Qua dentro ci fanno la grotta di Ariel, una figata. E comunque se la trovano qui domani è a me che rompono i coglioni. Colleoni! Ha detto Colleoni. Ci fosse ancora un Colleone a difenderci non saremmo giunti a quest'amaro destino. Vabbè, se non vuole venire con la topa con noi, si chiami un taxi. Viva San Marco! E mi me ne son bravo donde che feva i goti giocando la spinetta agli artigiani